Tragedia sul lavoro ad Osson di Casier, vittima un operaio di 54 anni, morto schiacciato da un macchinario, e a Spresiano ferito un operaio caduto da una piattaforma. Ennesimo furto alla concessionaria dal Bello Moto di Conegliano, è il terzo colpo in poco più di un anno e stavolta i ladri hanno rubato 3 moto da cross ed una costosa bici. Abbandona 30 sacchi di rifiuti lungo il Sile, a Treviso stangata per un cittadino romeno rintracciato grazie al contenuto dei sacchi e alle foglie di edera attaccate ai sacchetti. Aiuto, mi serve un rene, l'ho fatto non solo per me ma anche per i tanti malati in attesa di trapianto, così una quarantenne di Treviso spiega il suo singolare post su Facebook. Elezioni politiche in Maretta nel centrodestra trevigiano per le candidature paracadutate da Milano o Roma a scapito dei candidati locali. Gobbo, la Liga non se lo merita. Al freddo e senza corrente, così si sono trovate una trentina di persone residenti nel residence La Filanda di Villorba per accogliere famiglie in difficoltà. Petizione dei cittadini di Preganziolo e Casier per il completamento del Terraglio Est. Il sindaco Manildo: meglio rendere gratuita la 27 fino a Treviso, ma spetta alla regione, non a me, decidere. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri TG. L'avete sentito in primo piano la cronaca con l'ennesimo dramma sul lavoro che si è consumato in provincia di Treviso questa mattina ad Osson di Casier. A perdere la vita un operaio di 54 anni. Sentiamo. Schiacciato dalla macchina che stava utilizzando una traffilatrice per il legno, che si sarebbe inceppata e nel tentativo di sbloccarla si sarebbe sporto rimanendo incastrato e morendo sul colpo. La tragica fine questa mattina alla ditta Zanutta di via Albigonzo di Osson di Casier per un operaio di 54 anni di Quarto d'Altino nel veneziano Daniele Zamuner, originario di Musile di Piave. Non sappiamo cosa sia successo, era un operaio esperto, hanno detto tra le lacrime la moglie e la figlia arrivate sul posto, con la compagna di una vita distrutta che ha avuto solo la forza di aggiungere: non me l'hanno neanche fatto vedere. L'infortunio mortale poco dopo le 8 di stamattina nell'azienda che produce componenti per l'arredo bagno. I dipendenti erano al lavoro. Ai rispettivi macchinari c'erano Zamuner e altri 4 colleghi. Improvvisamente la tragedia, gli altri operai hanno subito dato l'allarme cercando di soccorrere loro stessi, per primi il compagno di lavoro, ma inutilmente. Quando il suo M118 è arrivato sul posto, per Zamuner non c'era più nulla da fare. Le indagini affidate ai carabinieri della stazione di Dossone e agli ispettori dello Spisal dovranno fare luce su eventuali responsabilità. Il 54enne lavorava da almeno 20 anni in quella fabbrica. Impossibile, dicono i familiari, che a causare la disgrazia sia stata una disattenzione. Dall'inizio dell'anno si tratta del primo infortunio mortale nella Marca, ma della seconda tragedia sul luogo di lavoro. Il 10 gennaio alla BFR di Cessalto aveva perso la vita un quarantenne di San Stino di Livenza, padre di 2 bambine, Simone e Nicolini, stroncato da un malore, probabilmente un infarto, mentre lavorava a una pressa. Ed un altro serio infortunio si è verificato nel pomeriggio poco dopo le 16 a Spresiano, nell'azienda Volpato di via Galvani, dove un operaio di 28 anni di Abbiate Grasso è caduto a terra per il ribaltamento di un carrello elevatore, precipitando da un'altezza di 5 metri. Subito sono intervenuti i colleghi che hanno allertato il 118. Conseguenze per fortuna molto meno gravi di quanto potevano essere, con il giovane trasportato in ambulanza al Cafoncello, che ha rimediato traumi di media gravità. Sul posto anche in questo caso gli ispettori dello Spisal. Ed ancora cronaca con l'ennesimo furto alla concessionaria dal Bello Moto di Conegliano. È il terzo colpo, pensate, in poco più di un anno. Sentiamo. Ancora un furto alla concessionaria dal Bello Moto di Viale Italia a Conegliano, già presa di mira dai ladri nel mese di novembre. Alle 3 di stanotte i malviventi hanno sfondato la vetrata, riuscendo a portar via, prima che arrivassero le forze dell'ordine, 3 moto da cross e una bicicletta elettrica per un valore ancora da quantificare, ma certamente di parecchie migliaia di euro. Sul posto sono arrivati pochi minuti dopo i carabinieri, ma dei ladri nessuna traccia. Indizi utili potrebbero arrivare dai filmati delle telecamere di videosorveglianza. La concessionaria aveva già subito 2 razzie, una l'8 novembre scorso, quando sparirono 4 moto per un totale di 40.000 euro, l'altra un anno prima, nel novembre 2016, quando vennero rubate 2 moto e 2 biciclette.
Ha chiesto dei soldi ad un 35enne, ma davanti al suo rifiuto si è infuriato. Prima lo ha insultato, poi ha minacciato l'altra persona che era con lui con i cocci di una bottiglia, tentando di strappargli il borsello con il denaro. La tentata rapina aggravata si è verificata nella tarda mattinata di oggi in stazione delle Corriere a Treviso. Un cittadino ha avvicinato gli agenti di una volante della polizia riferendo del litigio tra due soggetti all'interno dell'ex Siamic. L'aggressore, un 23enne del Gambia, si è dato alla fuga ma è stato raggiunto e bloccato. Il giovane è stato arrestato per tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Abbandona 30 sacchi di rifiuti lungo il Sile, stangata per un cittadino romeno rintracciato grazie al contenuto proprio dei sacchi. Smascherato grazie al materiale contenuto nei sacchi di immondizia gettati sulle rive del Sile a Sant'Antonino, anche le stesse foglie d'edera che i vigili urbani hanno poi notato nella sua abitazione. L'abbandono selvaggio di rifiuti una decina di giorni fa. Circa a 3-4 metri cubi di immondizie abbandonati e collocati all'interno di sacchetti di plastica abbandonati lungo l'argine del Sile. Zona tutelata, quindi i vigili hanno fatto recuperare da Contarina i sacchi, portati in un deposito, sono stati passati al setaccio da operatori ecologici e agenti. Alla luce dell'attività di indagine della nostra polizia locale abbiamo potuto rintracciare chi è il proprietario di questi materiali abbandonato, è un cittadino rumeno che abita nelle immediate vicinanze del luogo dove sono stati rinvenuti, al quale abbiamo già comminato una sanzione di 600 euro e chiesto il rimborso delle spese sostenute per il recupero del materiale. Episodio di ben altre dimensioni, dice il comandante della locale, rispetto all'abbandono di rifiuti e al degrado a Villa Manfrin denunciato dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Davide Acampora. Alla fine solo qualche buccia d'arancia e qualche carta di mozzarella, dice Tondato. Stiamo parlando di una quantità di rifiuti che può essere quantificata in una mezza borsa della spesa, perciò una quantità molto limitata. Ci siamo attivati contattando Contarina, rispetto alla quale abbiamo ricevuto già garanzie che nella giornata di domani, massimo domani l'altro, verranno rimossi. L'altra notte ad Altivole un altro furto, questa volta ad essere svaligiato è stato un laboratorio tessile di un 30enne cinese. Il furto in via Giauna, da cui sono sparite tutte e 14 le macchine da cucire con cui gli operai, una ventina, lavoravano. I ladri hanno scassinato la porta e, indisturbati, visto che non ci sono allarmi o telecamere, hanno portato via tutti i macchinari. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Castelfranco. E continuiamo a parlare di sicurezza, andiamo a Oderzo dove i cittadini sono stati arruolati, per così dire, per il controllo di vicinato. Si è diffusa la voce che c'è un controllo e quindi l'effetto deterrenza si sente. Il controllo di vicinato dà i suoi frutti e dopo il coinvolgimento dei cittadini il comune di Oderzo ha chiamato a raccolta i commercianti del centro storico, sentinelle per eccellenza di quel che accade in città. Assemblea affollata l'altra sera in municipio, ora con i contatti dei negozianti interessati verranno creati dei gruppi WhatsApp sotto la guida di un coordinatore che raccoglierà e veicolerà le segnalazioni. Nei quartieri il problema furti si sta ridimensionando, segno che il controllo di vicinato funziona. Qui abbiamo il problema di qualche banda di ragazzini, fenomeni di bullismo o vandalismo più che altro. Ci sono stati episodi di furto in abitazione, ma sono limitati ancora al periodo invernale dello scorso anno, poi via via sono stati sempre meno. Buoni i risultati che spingono anche Motta di Livenza a mettere in piedi questo genere di sorveglianza, quasi un centinaio i cittadini già interessati. A Oderzo si sta intraprendendo già la seconda fase, quella che coinvolge i commercianti. Hanno espresso subito un parere favorevole perché comunque hanno visto l'iniziativa come un'iniziativa positiva e comunque un principio di rapporto anche di comunicazione tra di loro. Il controllo di vicinato non deve essere visto come un abbattimento al furto in se stesso, ma come un lavoro di prevenzione e di comunicazione tra i vari soggetti nel visionare e tenere sotto controllo quei soggetti un po' sospetti che possono girare per il territorio.
Ed ora la politica. In vista delle prossime elezioni nazionali c'è Maretta nel centrodestra trevigiano per le candidature paracadutate da Milano o Roma a scapito dei candidati locali. Sentiamo. Politiche del 4 marzo, ultimi giorni per la definizione delle candidature, mai come quest'anno tra mugugne e mal di pancia. Nel centrodestra, per quel che riguarda la Marca, la tensione è altissima, soprattutto perché gli accordi nazionali per la spartizione dei seggi tra Berlusconi, Salvini, Meloni ed ora anche la cosiddetta quarta gamba di Noi per l'Italia rischia di vedere paracadutati nomi poco graditi alla Lega locale, che è già sulle barricate. A non essere digeriti sono soprattutto alcuni forzisti e gli esponenti di Noi per l'Italia, che fanno capo a Tosi, ex segretario della Liga, prima della rottura con il Carroccio e la creazione di Fare. Non è su Tosi politico, ognuno fa quello che vuole, cerca le strade che vuole. Quello che è stato un po', la situazione è che con le 3 senatrici ha appoggiato il centrosinistra e ha sempre trattato col centrosinistra, quindi uno che è stato nel governo del centrosinistra credo non sia così definitivo per poter avere la sicurezza che un domani non faccia la stessa cosa. Se poi le candidature dovessero essere imposte da diktat milanesi e romani a scapito dei candidati locali retrocessi nei listini plurinominali, probabilmente la Lega trevigiana dovrà farsene una ragione, anche se il boccone pare davvero amaro da mandar giù. Beh, è evidente che potrebbe certamente non essere simpatico, questo non c'è dubbio, perché ricordo che la Liga Veneta storica è nata a Treviso e continua ad essere sempre un baluardo per quel che è il principio della Liga Veneta. Penso che non lo meriti e soprattutto, anzi, abbia le capacità, le persone preparate che possono assolutamente essere presenti in quella del Parlamento italiano. Ha fatto il bello e cattivo tempo per decenni a Treviso, ora Fondazione Cassamarca è in difficoltà ma non vuole rinunciare al ruolo importante avuto in città. Sentiamo. La cura dimagrante avviata nel 2010 da Fondazione Cassamarca potrebbe essere un po' allentata nel futuro, pur con i problemi che stanno continuando ad interessare le fondazioni bancarie. L'ente presieduto da Dino De Poli potrebbe dimezzare il disavanzo nel 2017 grazie a politiche di contenimento dei costi e ottimizzazione delle convenzioni con l'università. Ne ha parlato il vicepresidente di Fondazione Giampaolo Gobbo a margine della presentazione del progetto Alternanza Scuola-Lavoro promosso da Caspineda. Certo, vi sono ancora molte questioni in ballo, dalla controversia con la Camera di Commercio per il trasferimento alla Piani con la liberazione degli spazi di Piazza Borsa alla conclusione di alcune importanti operazioni di cessione del patrimonio immobiliare di Fondazione, dai locali dell'ex questura di via Carlo Alberto alla trattativa in corso per la vendita di Cazenobio a Santabona, che porterebbero una bella boccata d'ossigeno alle casse in rosso della Fondazione. Circa la guida dell'ente, ancora nelle mani dell'89enne Dino De Poli, non vengono confermate da Gobbo le voci insistenti nelle ultime settimane di possibili dimissioni anticipate dello storico presidente, il mandato del quale scade a dicembre. Quel che è certo è che Fondazione rivendica, dai teatri all'università, a dei carraresi, il ruolo avuto nello sviluppo della città di Treviso, ruolo nel quale, pur in tempi decisamente cambiati, vuole continuare ad impegnarsi. Aiuto, mi serve un rene, l'ho fatto non solo per me ma anche per i tanti malati in attesa di trapianto, così una quarantenne di Treviso spiega il suo singolare post pubblicato su Facebook. Ho bisogno di un rene. Inizia così il post su Facebook di Gigliola Barlese, 40 anni, di Treviso. Una decisione sofferta, quella di utilizzare i social network, presa dopo che negli ultimi mesi la sua insufficienza renale è peggiorata. Vivo solo con mezzo rene funzionante, racconta Gigliola. I dottori mi hanno consigliato il trapianto, ma l'iter è lungo e gli stessi specialisti, continua la donna, mi hanno suggerito di rivolgermi ai miei amici. È una richiesta molto particolare, personale, se vogliamo invadente della propria privacy. Per me è più facile aiutare le persone che chiedere aiuto, quindi piuttosto di mettere gli amici in una condizione di imbarazzo ho preferito comunicare loro attraverso i social.
Non sono mancate le critiche nei confronti di Gigliola per un appello di questo tipo, ma, dice lei, chi punta il dito contro di me lo fa perché non ha capito qual è la chiave di lettura. Non sto cercando obiettivamente un rene. Io volevo solo rendere partecipi i miei amici della mia situazione e sensibilizzarli a diventare donatori, non solo per me, ma per tante altre persone che comunque hanno bisogno. Io sto ancora abbastanza bene, spiega Gigliola, ma ci sono tante altre persone che stanno molto peggio e che hanno bisogno di un trapianto. Ecco perché ho fatto questo. Una determinazione, quella della donna, che la porta a combattere contro la malattia che sta debilitando il suo fisico. L'alternativa, aggiunge, è quella della dialisi, per questo spero che il mio appello venga raccolto. La donazione del rene per lei cosa significherebbe? Per me significa, vuol dire vivere, ritornare a vivere normalmente come facevo prima. Un trapianto di rene da donatore vivente vuol dire vivere, e vivere bene come ho sempre fatto fino ad ora, insomma. Al freddo e senza corrente, così si sono trovate una trentina di persone residenti nel residence La Filanda a San Sisto di Villorba. Sentiamo cosa è successo. Senza luce, senza modo di scaldarci, senza da mangiare, praticamente senza niente, perché non abbiamo da cucinare, perché abbiamo le piastre elettriche e staccando la corrente sono saltate anche quelle. Senza luce al freddo a Residence La Filanda di San Sisto di Villorba una trentina di persone, 9 sono bambini, si trovano così senza la possibilità di cucinare e scaldarsi. 9 famiglie che abitano all'interno del co-housing realizzato nello stabile di via Montegrappa, voluto dalla Regione Veneto e destinato ad accogliere persone in difficoltà, disoccupati, invalidi o con problemi economici. Inaugurato nel 2014 dall'allora assessore regionale al sociale Remo Sernagiotto, il progetto evidentemente è naufragato. Del caso è stato informato il sindaco. Un'azienda che è una cooperativa ha cessato la propria attività e ha maldestramente tentato di restituire l'immobile presso cui esercitava l'attività alla proprietà, se non che in questo immobile ci sono ancora 9 nuclei abitativi e in questi sono ospitati 9 minori. Non è così che si può fare in un paese civile. Esistono delle regole per sfrattare le persone, vanno seguite, continua Serena, che ha firmato un'ordinanza affinché venga ripristinata l'energia elettrica al complesso. Firmerò un'ordinanza con cui intimo alla cooperativa di riattivare le utenze e ho informato la proprietà, informo anche la Regione della situazione venutasi a creare e cerchiamo di risolvere prima possibile. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia, a tra poco. Fiscale. TG di Treviso, rieccoci in studio con la seconda parte. Ieri vi abbiamo parlato della petizione dei cittadini, dei comuni interessati al tracciato del Terraglio Est per il completamento dell'opera, quindi il suo prolungamento sino a Treviso, firme che verranno consegnate al sindaco Manildo. E allora sentiamo proprio il primo cittadino di Treviso. Sono assolutamente disponibile a confrontarmi con i cittadini e insieme ad andare a portare la raccolta firme a chi effettivamente ha il potere di andare avanti per il completamento del Terraglio Est, che è la Regione. È un'opera di competenza regionale, se ci sono i soldi in Regione si può andare avanti. Le porte di Cassugana dunque sono aperte ai cittadini di Treviso, Preganziolo e Casiere che in queste settimane stanno sottoscrivendo una petizione per la realizzazione del secondo stralcio del Terraglio Est. Al momento 300 le firme raccolte, ma la sottoscrizione rimane aperta fino a marzo, poi tutto verrà consegnato al sindaco Manildo perché, hanno spiegato i promotori dell'iniziativa, prenda una posizione ufficiale sull'opera. Ma il primo cittadino spiega che il comune ha già fatto tutto quello che era di sua competenza. Quello che doveva fare il comune di Treviso, che è recepire una programmazione sovraordinata nel proprio piano degli interventi, questo è stato fatto, quindi non c'è alcuna attività di inerzia, non c'è alcuna attività da in qualche modo stimolare da parte del comune di Treviso, perché quello che doveva fare l'ha fatto.
Chiarito questo però, il sindaco ribadisce poi quella che è la sua posizione in merito al Terraglio Est. Non è un mistero che personalmente io preferisca non avere ulteriori consumi di suolo, e quindi sto lavorando insieme ad altri comuni per cercare di allevare il traffico del Terraglio Est con la liberalizzazione della 27, e proprio nei prossimi giorni cercherò di avere un nuovo appuntamento con il soggetto concessionario dell'autostrada. Ed ora il disservizio di cui vi abbiamo reso conto ieri, patito da una mamma del Coneglianese per una visita annullata senza avvisare. Siamo andati a raccogliere la risposta dell'ULSS. Mi sono recata all'appuntamento e ho scoperto che la dottoressa non c'era, pertanto ho perso mezza giornata, mia figlia ha perso il pomeriggio a scuola per niente. Questo lo sfogo della mamma di una tredicenne del Coneglianese che lunedì pomeriggio aveva fissato per la figlia una visita negli ambulatori del servizio dell'età evolutiva dell'ex ULSS 7, prendendo 2 ore di permesso, salendo in pullman e raggiungendo Conegliano, per poi scoprire che il medico aveva spostato il turno al mattino e nessuno si era premurato di avvisare. Ci scusiamo con la signora per questo disservizio e purtroppo la dottoressa, e questo può capitare, ha avuto dei problemi urgenti familiari, per cui aveva avvertito la segreteria di disdire tutti gli appuntamenti. Siccome gli appuntamenti erano numerosi e la segretaria non si è resa conto che la signora doveva spostarla un altro giorno, e quindi la signora si è presentata e ovviamente non ha trovato la dottoressa. Ci scusiamo per l'inconveniente e chiaramente questo non succederà più. Se noi saltiamo un appuntamento senza disdire dobbiamo pagare. Questi non pagano nulla. Nel momento in cui sbagliamo noi non addebitiamo sicuramente il ticket all'utente e ci scusiamo perché questo è il nostro costume. Seconda cosa, per quanto riguarda i minori, sono all'interno di LEA, per cui non si pagano ticket. L'azienda sanitaria sta ora cercando di rimediare concretamente alla svista. È già stato riproposto l'appuntamento alla signora, contemporaneamente sta a cuore anche noi abbiamo in primis a cuore e ovviamente il bene e la salute del minore, per cui è interesse nostro oltre che della famiglia fare in modo che vengano date risposte immediate e veloci ai bisogni soprattutto dell'utenza minore. Rifiuti abbandonati ed erbacee lungo la pista ciclopedonale nel quartiere di Santa Bona. Torniamo in città a Treviso, sentiamo. Santa Bona, pista ciclopedonale all'interno di un quartiere residenziale frequentata soprattutto da mamme con bambini e anziani in passeggiata, ma anche dagli ecovandali di turno che, approfittando della sera, utilizzano quest'area verde per abbandonare i propri rifiuti. Passo di qua quasi ogni giorno, che vado al supermercato, e c'erano qua ieri, l'altro ieri e 2 o 3 giorni. Spostandosi poco più in là, in vicolo Fossaggiera, un'altra pista ciclopedonale, percorsa soprattutto da studenti che frequentano i vicini licei. Qui siamo a 200 metri da casa dei Gessi, dalle scuole, da negozi e quant'altro, sembra che qui sia un completo stato di abbandono. Qui è frequentato soprattutto dagli studenti che si recano nei vicini istituti scolastici. E questa è una zona ciclopedonale, sono mesi che non viene fatta una manutenzione, una cura del verde pubblico. In questi giorni paradossalmente si sta discutendo sulle multe da dare, forse anche giustamente ai cittadini che tagliano male o curano male il proprio verde, ma quando invece sono le istituzioni o gli enti preposti alla cura del verde che non mantengono il verde pubblico, chi li multa? Parliamo ora di scuola con il progetto di alternanza scuola-lavoro dedicato agli studenti dei licei e presentato quest'oggi da Fondazione Cassamarca. Può essere una grossa chance per loro e per noi e per la nostra società, quindi proviamoci. Si chiama tutta un'altra ASL, ma non ha nulla a che vedere con la sanità. È il progetto di alternanza scuola-lavoro dedicato agli studenti liceali avviato dalle fondazioni bancarie venete. La convenzione siglata a Treviso ha l'obiettivo di inserire 65 ragazzi in aziende o enti selezionati per un progetto di apprendimento che sta dando risultati molto apprezzati sia dagli studenti che dalle stesse aziende. I ragazzi dei percorsi liceali verso
esperienza innovativa, ecco, ma anche di alto profilo, che siano anche consoni e conformi ai profili, alle competenze in uscita che questi ragazzi dovrebbero avere. Hanno già aderito al progetto, oltre ad aziende che si occupano di grafica e comunicazione, gli archivi contemporanei, Ca' Carraresi, l'Oasi di Cervara, ma anche il Teatro delle Voci e l'Associazione Trevisani nel Mondo. Fondazioni e scuole garantiranno, dopo le polemiche che hanno caratterizzato alcuni casi di alternanza scuola-lavoro, la bontà dell'esperienza formativa e di apprendimento per i ragazzi. Se il ragazzo va in un ufficio e poi gli viene fatto fare anche delle fotocopie, va bene. Se è solo quello, certamente no, ma è la scuola che diventa il garante di un progetto di qualità e di formazione per gli studenti, non possono essere abbandonati a loro stessi. Subito dopo il TG torna anche questa sera il consueto appuntamento con 20 e 10, ospiti di Ferdinando Avarino, questa sera 2 consiglieri regionali, Massimiliano Barison di Fratelli d'Italia e Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle. Più tardi, invece in prima serata, torna la Zanzega in studio insieme a Lele Marcassa e Divo Gallo, si parlerà di Dolomiti Venete, di legno e di arte. In studio lo scultore Mauro Lampo, lo scrittore Francesco Vidotto, uscito di recente con il romanzo Meraviglia, Fabio Filippi della Zoldo Ski Area e naturalmente molti altri. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio come sempre in chiusura al meteo. Arrivederci. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Giornata molto grigia e nebbiosa sulle nostre regioni, anche con qualche disturbo in alcuni settori. Scopriamo dove con il dettaglio di giovedì 25 gennaio. Sul Veneto foschie, nebbie e nubi basse diffuse, specie al mattino, solo in parziale dissolvimento col passare delle ore. Più spazi soleggiati sul Bellunese. In serata qualche piovasco sarà possibile sui settori occidentali. Le temperature massime saranno comprese tra 5 e 9 gradi, valori minimi tra -2 e 5 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Giornata grigia sulla nostra regione, foschie, nebbie e nubi basse spesso resistenti su Pordenonese e Udinese. Cielo molto nuvoloso e coperto sui restanti settori con qualche piovasco dal pomeriggio. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 10 gradi, valori minimi tra 1 e 4 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Il tempo sarà asciutto e stabile sulla nostra regione, tuttavia con qualche nube sparsa ma anche con ampi spazi soleggiati. Entro seranotte deboli piovaschi sparsi saranno possibili sul Trentino. Vediamo anche le temperature, le massime saranno comprese tra 9 e 11 gradi, valori minimi tra -2 e 1 grado. Il mare sarà quasi calmo sulle coste, poco mosso al largo. I venti deboli da est sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.